anche la quarta puntata, eccoci qui in Boom! studio. È scoppiata. E che è? Che fu? È scoppiata. Allora vado a presentare gli ospiti. Guarda Ecco. che sole, guarda che sono luna. solari, specialmente quella che ho vicino a me, Crema che sola. si chiama Martina Bazzana e Max Boldarin. No, lui è Martina, io sono lei Max. No, aspetta, lui... No, tu, Oh. lui... Io lei- sono Bruno. Io chi sono? Bruno. Io chi sono? Io non lo so, ma guarda che i bambini che ci stanno a guardare dicono ma quelli lì vogliono fare una trasmissione ma non hanno mica idee chiare, no? Sì. Allora, mettiamola a posto? Mettiamo a posto, sì. Martina Boldarin. Buongiorno a tutti, buongiorno Bruno, buongiorno Massimiliano. Ho ripreso la mia identità. Ho ripreso la mia E identità. questi due pazzi sono degli attori, attrici, cioè, Educatori. educatori. Poi io Loro fanno cucino spettacolo. anche se serve, cucino, stiro, lavo, L'avevamo sì. detto qua, l'avevamo detto, ma tu hai una fissa. La prossima volta portiamo in studio delle braghe mie da stirare che va bene, proviamo. Allora, i bambini, perché facciamo questa trasmissione per i bambini? Perché vogliamo indirizzarli verso il rientro dopo quello che è successo, chiamiamolo lockdown, ormai lo chiamano tutti lockdown, ma è una chiusura, sì. una chiusura totale al mondo da parte di tutti perché c'è stata una pandemia. Bene, a noi non fa paura perché stiamo alle regole, abbiamo le mascherine, siamo A distanza, perfettamente a posto, siamo a distanza. distanza. Ecco, allora che fare? Per far divertire i bambini e per far capire loro come si devono comportare a scuola, per il rientro a scuola o nella società normale, questi due ragazzi fanno degli spettacoli e indirizzano appunto i bambini a una serenità, un rientro più sereno. Vero ragazzi? Sì, assolutamente. Noi lavoriamo in campo artistico, quindi attraverso il teatro, i laboratori teatrali di cui adesso vorremmo un po' parlarvi, cerchiamo di riportare non le cose alla normalità, però far sì che i bambini ne parlino perlomeno, no? Cioè riacquistare un po' i loro spazi, il tempo del gioco. Effettivamente in realtà il rientro c'è stato, però non è tutto normale, quindi la cosa più faticosa è, visto che nell'educazione il compito è quello di togliere le barriere, invece questo strano anno scolastico impone invece di mettere dei limiti e delle distanze. Però la cosa bella dell'immaginazione dell'arte è quella che, date alcune obbligatorietà, si trovano delle cose nuove, no? E per esempio noi queste cose nuove le facciamo attraverso i laboratori, nei laboratori teatrali che facciamo un po' dappertutto, perché lo facciamo anche in queste zone, ma soprattutto li concentriamo a Portogruaro, dove noi poi siamo residenti, in una struttura che si chiama... Future Lab. Che già dal nome si dice che insomma siamo proiettati verso il futuro. Sì. E... Sapete che io avevo un marchio di orologi che si chiamava Future, perché guardava al futuro, perché certo. era qualcosa avanti. Anche perché non si sa mai, magari li trovo, li regaliamo ai bambini. anche perché vendere orologi che vanno indietro sarebbe stato un po' complicato. ci sono i reverse. I reverse, Ci sono i reverse. Pensa che fortuna. E allora io direi subito di mandare il video in cui alcuni bambini ci raccontano delle difficoltà, abbiamo raccolto queste testimonianze proprio al Future Lab. Guarda, io prima di mandare il video chiedo alla regia di darmi qualche secondo di tempo per ricordare a tutti che questa trasmissione è possibile grazie ai nostri sostenitori. Abbiamo i Bibanesi da Re Armando, che è straordinariamente sempre disponibile, poi abbiamo il Ferro Battuto, che è del mio amico Andrea Valdemarca, e abbiamo Cadel Poggio. Ma l'ho lasciato per ultimo perché è Cadel Poggio dove il Prosecco incontra il mare. Andate.
Una cosa che mi è diversa dagli altri anni è non poter abbracciare i miei compagni, che di solito quando rientriamo a scuola dopo le vacanze estive è una cosa che facciamo normalmente, abbracciarci. Che i banchi sono tutti distanziati e devo sempre tenere la mascherina. È più difficile giocare a ricreazione perché non possiamo più fare giochi tipo o che ci tocchiamo e dobbiamo stare distanziati. Vabbè, adesso non possiamo stare non possiamo fare lavori di gruppo, non possiamo stare vicini. A ricreazione abbiamo una nostra area e non possiamo stare con gli altri bambini. Ecco, vedere i bambini che si comportano in questa maniera, che prendono anche le difficoltà con grande senso civico, perché ce l'hanno più loro che tanti personaggi grandi, quelli più grandi, i bambini grandi che vanno per le strade magari, oppure quelli che vanno in macchina con la mascherina su. Ragazzi, ma vi rendete conto? Tengono l'anonimato così e per sicurezza. Come dico ai bambini, la maschera, la mascherina è come la cintura di sicurezza, no? Cioè, è ovvio che ogni volta che noi andiamo in macchina non facciamo un incidente, però meglio tenerla su che non si sa mai, insomma, perché aiuta un po' tutti. Però mi pare che adesso Allora, vogliamo vedere i nostri amici sostenitori? Il pane vediamolo. quotidiano della Il televisione. libanese quotidiano, libanese di ferro, tocciato sul prosecco. Cos'è che in aria vola? C'è qualcosa che non so? Ora ne parliamo un po'. Virus porta la corona, ma di certo non è un re e nemmeno una persona. Ma allora, che cos'è? È un tipaccio piccolino, così piccolo che proprio per vederlo da vicino devi avere il microscopio. È un tipetto velenoso che mai fermo se ne sta, invadente e dispettoso. Vuole andarsene qua e là. È invisibile e leggero, è pericolosamente microscopico, guerriero. Vuole entrare nella gente. Ma la gente siamo noi, io, te e tutte le persone. Ma io posso, e anche tu puoi, lasciar fuori quel briccone. Se ti scappa uno starnuto, starnutisci nel tuo braccio. Stop al volo di quel bruto. Tu lo fai e anche io lo faccio. Quando esci, appena torni, vai a lavare le tue mani. Ogni volta, tutti i giorni, non solo oggi, anche domani. Lava con acqua e sapone, lava a lungo e con cura e così se c'è il birbone va giù con la sciacquatura. Va giù. Ma hai finito? Plof. Ecco. Non toccare con le dita la tua bocca, il naso, gli occhi. Ma che schifo! Non che sia cosa proibita, però è meglio che non tocchi. Quando incontri della gente, rimanete un po' lontani. Si può stare allegramente senza stringersi le mani. Baci e abbracci non li dare, finché in giro quel tipaccio è prudente rimandare ogni bacio e ogni abbraccio. C'è qualcuno mascherato. Ma non è per carnevale, non è un bandito armato che ti vuol fare del male, è una maschera gentile per filtrare il suo respiro finché quel tipaccio vile se ne vada meno in giro.
Manteniamo una distanza, baci e abbracci adesso no, ma parole in abbondanza. Le parole sono doni, sono semi da mandare, perché sono semi buoni a chi noi vogliamo amare. Io, tu e tutta la gente con prudenza e attenzione batteremo certamente l'antipatico birbone e magari quando avremo superato questa prova tutti insieme impareremo una vita saggia e nuova. Bravi bambini, applaudite perché sono stati veramente bravi. Io magari sarei stato anche un pochino più bravo di voi, però per adesso possiamo soltanto dire che siete stati bravi voi. E mi avete tagliato fuori da questa... No, te la volevamo dedicare, Bruno. Ah, me l'avete dedicata. Sì. Questa era una poesia grazie. di Piumini. Di Piumini. Grazie Martina, grazie. Prego, Brunetta. Oddio, per l'altezza magari no. Però dicevamo, sì, questa è una poesia di Piumini che non è una cosa da indossare, ma bensì è un grandissimo e notissimo autore italiano che ha scritto tantissime storie, anche spettacoli, è stato anche un attore, un burattinaio, però ha scritto tantissime storie, filastrocche per i bambini, e questa l'ha scritta proprio durante il periodo della chiusura, del cosiddetto lockdown, dedicandola un po' ai bambini e a cosa fare, insomma, per vederci qualcosa di positivo in un momento un po' buio. Ed è un autore che abbiamo molto utilizzato anche nel nostro gruppo Facebook A un metro da voi, quando appunto leggevamo i vari testi per i bambini. È una percentuale, adesso mettiamo il 1,20 m perché aumenta in percentuali, i costi sono aggiunti, 1,20 m, c'è l'IVA 1,40 m, va bene. Esatto, sì. Ecco, sì. Fra l'altro una cosa che è usata anche molto dalle maestre, a proposito di maestre, abbiamo anche un piccolo contributo perché giustamente sono le persone che sono in prima linea e che lavorano con i bambini. Allora andiamo a sentire le maestre. Sentiamo le maestre cosa ci Sentiamo la dicono. maestra. Allora, le negatività sono proporzionate alle cose positive, diciamo anche questo, nel senso che la cosa più difficile è mantenere un ambiente, diciamo, sereno all'interno della scuola, considerando le ansie dei genitori, ma allo stesso tempo mantenere il tutto più normale possibile per i bambini senza fargli percepire tutto ciò che ormai sappiamo che accade fuori. Ecco, questo è il punto principale. Allora, la cosa positiva è stata sia dal punto di vista delle insegnanti che dei bambini, considerando le enormi difficoltà, tutte le procedure, tutti gli impedimenti, tutte le cose che distanziano i bambini tra di loro. Devo dire che i bambini sono stati molto bravi, si sono inseriti subito nell'organizzazione con i nuovi meccanismi. E anche se noi abbiamo sempre puntato molto sulla socializzazione, sulla condivisione, perché nell'infanzia si fa principalmente questo, è stato molto difficile, no? Perché abbiamo un po' per assurdo dovuto insegnare a fare il contrario, no? Tenersi distanti, condividere, ma in maniera alternativa. Questo è stato difficoltoso, però ci hanno sorpreso in maniera positiva i bambini, dai. Allora, le difficoltà che ho riscontrato ritornando a scuola sono state le restrizioni per via del Covid, quindi gestire queste restrizioni con i bambini non è affatto semplice e quindi ci stiamo lavorando molto, anche con i bimbi sono molto bravi a rispettarle. E devo dire il team degli insegnanti, perché abbiamo cambiato 2 insegnanti, eravamo rimasti in 2 e fortunatamente sono eccezionali e questo mi ha sorpreso perché insomma non è facile trovarne. E poi vabbè, la gioia dei bambini che sono ritornati e non vedevano l'ora. Bene, siamo di nuovo qui e per capire quant'è importante il sostegno da parte delle aziende per portare avanti fino a Natale, come abbiamo promesso, magari facendo una bella festa, dovremmo decidere ancora la data, l'ultima puntata coinvolgendo anche i bambini in studio oppure... Questa in mascherina. Non in maschera, in mascherina. In mascherina. È importante raccogliere altre adesioni di sponsor, di amici, ma io ne ho tanti, vado a trovarli e sicuramente saranno sensibili come lo sono questi qua.
Allora, per far capire ai nostri bambini e anche ai nostri bimbi grandi, quanto può diventare simpatica questa trasmissione, chiediamo ancora i contributi delle maestre, dei bambini, dei genitori, perché ne avranno passate di tutti i colori, magari anche cose simpatiche. Noi vogliamo cose simpatiche, naturalmente. Cosa dici? Sì, certo, bisogna sempre un po' sdrammatizzare, no? Visto che la situazione non è proprio leggerissima, quindi bisogna un po' anche trovare il modo di riderci sopra. Il teatro serve anche a questo, no? Infatti noi abbiamo utilizzato, come si diceva, come abbiamo già detto varie volte, dei canali che potete ancora andare a vedere, si chiamano A un metro da voi, sia un canale YouTube, sia un canale Facebook, un gruppo Facebook, dovete chiedere l'iscrizione però su Facebook, e potete visionare tutti i materiali che abbiamo rilasciato e che sono molto divertenti. E a tal proposito, oggi, come conclusione, fra un attimo, abbiamo portato un'altra cosina creata durante il periodo di chiusura, che è una filastrocca di Rodari che ho avuto il piacere di musicare e cantare. Fra l'altro ci scorreranno anche le parole, quindi se avete voglia poi da casa rimandare indietro e cantare insieme, potrebbe essere una cosa molto divertente e interessante. Magari potete proprio mandarci i video di voi che cantate la canzone, la fate partire e poi cantano. Non avevi detto che la cantavo io questa? Sì, ma volevo tenerla come sorpresa per lo Zecchino d'Oro. Volevo mandarti lo Zecchino d'Oro come ospite guest star. Però, perché tu mi telefoni, mi dici Bruno, guarda che devi cantare una canzoncina, poi vieni qui e mi dici l'ho cantata io. Se mi avessi detto che l'ha cantata lei, allora mi va bene, ma proprio, insomma, mi hai messo proprio da parte da parte. Si era preparato Bruno, Certo. Sì. Sì. Ma allora può essere il momento adatto per sentire le tue Avevo doti fatto canore. do, re, sol, mi, fa, si. Bravo. Hai Complimenti. tutto il mio sostegno e il mio appoggio. Per questa volta te la perdono, la prossima no. La prossima puntata come sarà? La prossima puntata parleremo di una tematica molto molto importante, che è il bullismo e il cyberbullismo. Non anticipiamo niente, ne parleremo in maniera delicata e divertente, quindi seguiteci perché scoprirete delle cose interessanti. Te non dici niente? No, io Lei che mi devo bullizza. dire? Lei mi Sì, bullizza. io bullizzo Massimiliano. No, sì, sono molto contenta insomma che avremo modo di parlare di questo argomento e di come noi lo affrontiamo sempre attraverso il teatro, attraverso appunto la nostra associazione di Portogruaro, che è Artivarti, www.artivarti.it, se volete dare un'occhiata al nostro sito. Tu Bruno hai dato un'occhiata al nostro sito? Sì, ho un'idea, difatti io ho guadagnato già 3 punti perché l'ho guardato 3 volte. Ogni volta che guardiamo il sito noi regaliamo un punto. Perciò, e poi cosa vinciamo? E poi alla fine Sorpresa. sorpresa. Ma anche Veneto Globe. Si Certo. va a guardare Veneto Globe, le nostre trasmissioni, anche lì il punto. Poi facciamo l'accumulo dei punti e andiamo a fare la spesa. Assolutamente. Salutiamo? Salutiamo Adesso o salutiamo dopo? No, il salutiamo video? adesso, Salutiamo così se lo godono. Si godono il video e poi noi ci vediamo alla prossima puntata. Allora saluto per primo io, che sono un antipatico. Ciao ragazzi, ciao bambini, ciao genitori, grazie per quello che date di contributo a questa trasmissione e grazie anche ai nostri sponsor. Prego. Io ringrazio gli sponsor, ringrazio Veneto Globe, ringrazio Bruno, il mio collega, e vi lascio con questo video splendido musicato dal nostro super maestro musicista. Va bene, io mi accodo ai ringraziamenti sia a Bruno che a Martina, vi auguro una buona settimana, mandateci materiale e buon divertimento. Ciao! Indovinami, indovino, tu che leggi nel destino, l'anno nuovo come sarà, bello, brutto o metà e metà. Trovo stampato nei miei libroni che avrà di certo
4 stagioni, 12 mesi ciascuno al suo posto, un carnevale e un ferragosto, e il giorno dopo del lunedì sarà sempre un martedì. Di più per ora scritto non trovo nel destino dell'anno nuovo. Per il resto anche quest'anno sarà come gli uomini lo farà.